Voilà, ciao ragazzi! Allora, come potete vedere ormai siamo pronti alla trebbiatura del mais. Per questo motivo all'interno del video di oggi andremo a sistemare l'essiccatoio, dove appunto poi andremo a essiccare il mais. Prima di andare a installare l'essiccatoio però vorrei ringraziare Stral Agrimec che ha sponsorizzato questo e tutti gli altri video legati alla coltivazione del mais. Come forse sapete già, è un'azienda produttrice di essiccatoi da più di 50 anni. Anche il nostro è stato prodotto da loro, anche se ormai è abbastanza datato. Quelli che realizzano adesso sono molto più potenti in termini di efficienza e tecnologia. Se volete andare a vederli vi lascio il link del loro sito web in descrizione a questo video, dove potrete trovare tutte le informazioni a riguardo. Va bene, dai, adesso andiamo a installare l'essiccatoio. Prima di tutto dobbiamo staccare la trincia perché il padre è appena andato a tagliare un po' di erba qua vicino. Qua. Dobbiamo anche attaccare la pala, il Centauro 70. Giù lì. Ok, adesso l'ho abbassata, la sta staccando il padre. Hai staccato tutti? Allora abbiamo attaccato la pala perché adesso andremo nel piazzale a pulirlo un po' e questa ci aiuta, diciamo, a caricare quello che tiriamo via, un po' di sassi eccetera eccetera, li buttiamo dentro la pala senza dover usare la carriola. Ok, si parte verso la piazza. Come potete vedere qua c'è un po' di erba, sassi eccetera eccetera. Adesso tiriamo via tutto. Abbiamo un bel po' di lavoro da fare. Ormai è fine settembre, c'è ancora caldo. Non so il padre come fa là con la felpa. Ok, abbiamo raggruppato tutto qua al centro. Adesso è ora di tirarlo su con la pala rossa lì. Lo buttiamo dentro la pala del Centauro. Oh Mandrio! Stai fermo! Ok, adesso carichiamo. Ok, abbiamo sistemato tutto il piazzale. Adesso bisogna andare a prendere l'essiccatoio. Sono andato a svuotare tutto quello che avevamo raccolto da questo piazzale qua dentro il lettamaio e adesso vado a prendere il fruttetto per attaccare l'essiccatoio. Fruttetto bello pulito dopo le vendemmie. Basso, bisogna alzarlo. Le gambe qua. E come fai? Ah, su proprio. Tiriamo su le gambe, poi bisogna alzarlo di là. C'è la tecnica come per il ruello. Ok, tirata su tutta. Fatto. Adesso viene indietro, lo attacchiamo. Che lo tocchi, ma metti la marcia più corta, no? Urca a pelo, bro. Oh, perché non metti una marcia più corta? L'hai messa veloce? Sì? L'avevo già messa io lenta.
Dobbiamo fargli il pieno. Il seccatoio attaccato, adesso andiamo a fargli il pieno al serbatoio. Sì. Vai, vai. C'ha le ruote un po' sgonfie, Passa lì. Sì, di qua sì, di là boh. Questo è il quadro per gestirlo. Vieni, vieni. Boh. Questo è il serbatoio. Urca. Ok, si sta riempiendo, vediamo quanti litri. Era zero. 18, 19, 20, 21, 22. Intanto il padre prova a dare anche a gonfiare un po' le gomme. Le gonfie, le a 4 atmosfere. Guarda che come sono premute in terra. Ma stai gonfiando adesso? Sì. Sì, dopo sto qua può essere matto. Quanto devono essere? 7, 8, 9, 100. Qua. Urca, quanti litri? 300 litri con quello che costa adesso il gasolio. Ok, da qui potete vedere il gasolio che sale fin lì, poi quando arriva sopra è pieno. Vedete che pian pianino. Adesso siamo a 222, 3, 4 litri, quasi pieno. Vediamo quanti litri sono quando arriva sopra. Ok, ormai ci siamo, dovrebbe scattare. È pieno lì? Sì. Giuro? Sì, adesso dovrebbe scattare. Scattato. 273 litri e mezzo. 74. Niente, non è ancora del tutto pieno. 90, ma c'era già un po' di litri, Basta, basta. 294 litri. Ok, è pronto. Adesso bisogna portarlo là e metterlo in bolla. Adesso lo dobbiamo posizionare, di solito lo mettiamo un po' dopo la metà. Dobbiamo mettere giù le gambe una alla volta in modo che sia appunto in bolla, che sia proprio perfetto. Di solito ci mettiamo un po' di tempo, vediamo, magari stavolta ci va dritta subito. E successivamente forse proveremo anche ad accenderlo per vedere se funziona dall'anno scorso, se tutto va come deve andare. Proviamo anche ad accenderlo dopo. Sì. Lasciarlo uscita come lei. Ma ce l'hai la bolla qua? Ah sì, era lì. Eccola qua. Dai, gira ancora. Qua è giusta. Dai, ancora. Boh. Perfetta lì la bolla, L'altra volta eravamo in due, era più difficile, adesso che siamo in tre io controllo. Andate insieme, fate un giro. In giro, dai, gira ancora. Sì, sì, ancora. 4. Dai. Basta, basta, vai giusto. Dai, gira, fallo. Lì, boh. Sì, sì, dai. Devi lasciarlo un pededrio. Ma che non facciamo come l'altra volta che dopo continui a alzare, a abbassare, Se no bisogna postarle comunque. Non te la cavi. Ma perché l'altra volta avevi detto che le ruote dovevano staccarsi da terra? Beh, ma le stesse. Basta. Giusto, è giusto, dai adesso. Mi ricordavo che ci si metteva un po' a sistemarla sto discorso qua. Dai, io pianito. Cosa fai? A 120 gradi? Lui dà i due fiamme fino a quando arriva a 120 si smossa uno. Attacca il cartano. Adesso proviamo a vedere se funziona dall'anno scorso. No, dall'anno scorso, è stato usato un po' dopo. Quest'estate anche, sì. Pensa a provarlo, quando l'era pieno non era mia. Hai dovuto svuotare?
Ok, funziona tutto. Girava. Ha detto al padre che andiamo a prendere il cerchio da mettere dietro, non so. Ah, ho capito, quello in pratica dove va messo poi il mais per essere caricato, ecco. Dove svuotiamo il mais in pratica. Ecco il cerchio che aveva messo lì dove c'è la coclea in pratica per evitare che il mais vada in giro, ecco, e per tirarlo su. Allora il cerchio è lì dentro, ancora questo veluvo da spostare che pesa un sacco. Questo qua pensate che è un pezzo della ex piscina di quando eravamo piccoli noi. L'ha tagliato e l'ha zontato. Quanto alto è? Prova. Allora adesso stiamo andando a mettere l'asse e quei due così lì, uno è il basamento sotto, uno invece è quello sopra nel caso in cui venga da piovere. Li stiamo andando a mettere là dove c'è l'essiccatoio, così poi è quasi tutto pronto insomma per il giorno in cui trebbieremo il mais. Noi dobbiamo sistemare qua. Io credo è giusto. Giusto, perfetto. Ah, sarà in peggio. Basamento fatto, un asse di legno e sopra il foglio di plastica. Metti su. Uno straccio o no? Sì, da mettere intorno lì in modo che il mais non vada fuori. Qui verseremo il mais che poi andrà dentro attraverso la coclea. Adesso il padre dà una pulita qua. Questo qua serve da tetto nel caso in cui venga da piovere. Lo mettiamo sopra qui perché sì, appunto c'è sempre un po' di mais che resta in fondo. Non riesce a tirarlo su tutto la coclea, allora per coprirlo utilizziamo l'altro foglio di plastica. Ok, qui abbiamo finito. Adesso questo lo lascia qua sopra, cioè gli mette sopra la scopa e la pala in modo che anche col vento non vada via. Adesso fra qualche giorno inizieremo la trebbiatura del mais e vi racconterò all'interno dei video tutto quello che succede. Quindi se di solito guardate i video e vi piacciono, se volete iscrivetevi al canale. Ringrazio ancora Agrimec per aver sponsorizzato questo e i video legati alla coltivazione del mais e noi ci vediamo alla prossima puntata.